Io ho incominciato a scrivere quando avevo 40 anni. Eh, è stato un momento di crisi di identità. Non volevo più fare un giornalista, non volevo più seguire a cronaca degli americani. Eh, a me passione era scrivere in isolano e ho accattato tutti i termini che fanno un'opera d'archeologia, perché sono andato a cercare presso l'anziani, presso qua mi putia da un'espressione idiomatica, diremmo, per poter scrivere e avere un codice di comportamento, una scrittura, perché i sentimenti sono quelli che so, e, e, la fantasia è quella che è, ma bisogna trovare quelli che voi, o che a numero si chiamano i laccheni, cioè i bordi, i binari, onde uno deve stare per poter scrivere in maniera organica e ritrovarsi. Ho cominciato a scrivere poesie, poi avevo sempre una idea in capo che era quella di portare all'attenzione dei sardi, degli altri sardi, un macchino di isolani. Si diceva una volta che a Rizzedo erano in una grande quantità di isolani, poi ho scoperto che non era vero, però mi domandai io com'è che fosse possibile che vi fossero tanti macchi all'isola. E allora ho cominciato a fare i cerchi e ho trovato un professore di neurochirurgia mondo antico, professor Chiarugi, che aveva stabilito che il vento era una componente di questo macchino, non di questo, in generale. Di questo me ne sono appropriato e ho quindi elaborato tutta una finzione, un gioco, però che ha avuto poi alla fine un bello risultato. Siccome era l'uso qui da Corsica di portare il bindono è una forma di, come a benda dei quattro muri, ecco, solo che quando vidi un anziano con il bindò, ti domandai se era sereno o se aveva ancora un filo di macchino che si l'era mangiando. Normalmente poi si limitano per mal di capo, però ecco, era già un certo malessere quando ero bindò. Ecco, ho cominciato a lavorare e ho ricostruito tutte le storie che conoscevo di Maddalena, onde era un filo di macchino, obiettivamente. Quando scrivo romanzi storici. La storia è a me specializzazione universitaria, per cui scrivo sempre cose che so veri o simili, cose simili. Pure dell'esodo profondo, sono tanti racconti che gli conoscivo perché un mio babbo, che era vigile urbano, accompagnava i macchi a Rizzeto. Quindi da piccoletto sapevo queste storie e le ho tutte conservate e poi le ho messe insieme. Poi ho scritto di Stencio a mano mancina,
che sarebbe tradotto in italiano scrivendi cu a mano do diavolo, qua a sinistra, di Sbieco qua a mano mancina. Quindi era un lavoro per Garibaldi, per un spritato che era Cuido, che era un maggiore Gusmaroli, che stagia alla Maddalena e che aveva avuto una storia particolare di scontro, ma pure di affetto poi alla fine, con un prete, il prete Mamia, che era vicario di Maddalena, ma veniva da famiglia Mamia di Aggius, famiglia di banditoni. Si può dire che alla Maddalena oggi saremo una ventina di persone in tutto, che potremmo parlare l'isolano con dignità. Persone di una certa età, gaglio amici come Tonino Conti, che è di origine corsa, isolano di vecchia data e che parla mondabè ed è uno con cui dietro sempre un accordo prima di stampare i miei libri, perché mi ha trovato pure una forma, perché siamo fendi un'opera di archeologia da una parte e dall'altra, siccome siamo fissando quindi famosi paletti per questa parlata, dobbiamo essere d'accordo. Ecco. Ma i giovani parlano una lingua struppiata, che non riesci che non sa di nulla. E di volte mi fa anche male sentire certe cose. Però da un periodo do fascio in poi, Maddalena posto militari, non poteva più parlare all'isolano e lo parlai all'appiatto, perché non è che si poteva, e qui i fascisti che erano dappertutto e i posti erano militari e i posti erano statali e quindi se volevi conservare un posto la gente doveva parlare italiano. Per cui non è manco colpa dei giovani, insomma, la colpa è di tutti, della società, eccetera. Cosa fa la regione, cosa fa il comune? Nulla. Questo è un versante che non dà soddisfazione a nessuno, non serve, non porta voti, non porta denari. Dimmi un solo motivo perché un politico dovrebbe incentivare l'isolano oppure un'altra parlata sarda. Non gliene frega niente a nessuno. È una cosa, cioè, dunque mi pare che sia, non so se con Soro o con un altro, no, forse con Soro, hanno varato una legge per i VI, per mettere un nome in dialetto, eccetera, e allora hanno fatto, è un lavoro appiccicato che non sa di nulla, e è staccato, sradicato o sdirrivato, come dicevano gli isolani, è sdirrivato dalla sua stessa natura. Un nome ha un senso se ha una storia innanto, se ha una storia che tu puoi seguire, che puoi insegnare, che puoi far vedere. Allora, per quanto riguarda la diversità dei parlati all'interno della lingua sarda, sono una ricchezza, innegabilmente, perché una parlata ad Areto, una parlata che è sempre a vita dell'uomo, a vita di una società, a vita di un paese, a sua storia, messi tutti insieme danno contributi e questo non lo dico io, lo diceva Gramsci. Per quanto riguarda l'operazione di mettere una lingua sola che domina sopra l'altra,
si può pure fare, è un'azione a tavolino, hanno fatto l'indoeuropeo, che è una porcata 2760 che non serve a nulla, però tu togli chi sono cattedre universitarie e se tu non segui l'indoeuropeo sei fuori dai canoni dell'università italiana. Io sto conseguendo un sumer accadico in questo periodo, con tutte le varianti assiro-babilonesi, eccetera, che so quindi, che so a mamma e o babbo di tutti i parlati del Mediterraneo. Un aggettivo che qualifica sprafundo. Sprafundo è una parola che è legata al vento, che volaria di una specie di inferno, un baratro infernale, che è un rimiscio di sentimenti. Ecco, sprafundo per noi l'isolano.